Possiamo partire da una descrizione molto dettagliata su quelli che possono essere i confini tra normalità del gioco fisico, quello che conosciamo tutti culturalmente, quindi le slot, il gratta e vinci, le sale bingo, eccetera, e quello che invece viene definito gioco d'azzardo problematico. Allora, i primi campanelli d'allarme sono sostanzialmente la difficoltà di controllare la spesa rivolta a questa attività che, seppur nata come attività ludica, può, attraverso dei meccanismi che l'industria dell'azzardo ha saputo, come dire, incentivare, creare una situazione di forte attrazione e coinvolgimento. Quindi un massiccio coinvolgimento verso questa attività di gioco alle slot o al gratta e vinci o al lotto o al superenalotto, oppure anche attualmente, come sta succedendo, alle scommesse sportive. Quindi maggior tempo dedicato a questa attività, maggior impegno di spesa di denaro, questo è il principale motivo per cui le famiglie poi ci accorgono che c'è un problema di gioco, ma anche un maggiore coinvolgimento mentale verso questa attività, per cui il soggetto appare anche nelle attività di quotidianità estraneo, no? Come se si estraniasse dalla vita della famiglia, dai propri compiti come padre o come madre, e quindi questo necessita una osservazione da parte dei familiari o di chi sta vicino a questa persona come osservazione di primi elementi, campanelli d'allarme, chiamiamoli così. Successivamente però, quando vi è comunque una situazione di coinvolgimento e quindi possiamo già andare oltre al gioco, diciamo così, ludico e sottolineare la problematicità, compaiono dei sintomi che sono eccessiva preoccupazione di chi sta giocando perché le perdite sono notevoli, più delle vincite, come sempre, d'altro canto, comparsa di ansia da parte del soggetto coinvolto e umore spento. Quindi c'è quelli che vengono chiamati, diciamo, i segni di una eccessiva preoccupazione, e anche questi sono elementi che chi sta vicino al giocatore può individuare. Allora, il tempo che trascorre da quello che può essere l'attività ludica ad un eccessivo coinvolgimento e quindi ad una problematica di gioco d'azzardo, diciamo nel termine tecnico clinico viene chiamato tempo di latenza. Solitamente il giocatore non è colui che riesce ad accorgersi di avere un problema. Come dicevo prima, sono più le persone che gli stanno vicino che si accorgono che qualcosa sta cambiando. Per utilizzare comunque un linguaggio più adeguato anche al momento, insomma, dell'intervista, riprenderei una, tra virgolette, classificazione che permette di dare la risposta abbastanza in modo esauriente alla sua domanda. Allora, nella nostra letteratura, che viene appunto, ha una cornice di scientificità, solitamente la popolazione dei giocatori viene categorizzata secondo 3 sottogruppi. Allora ci sono dei giocatori che hanno un condizionamento, cioè sono coinvolti nel problema del gioco in modo minimale, e questi riescono proprio per il loro basso coinvolgimento ad accorgersi che stanno perdendo il controllo, soprattutto sul piano economico. Il danno che effettivamente, non so, le slot o il gratta e vinci o anche il lotto, come dire, provoca è soprattutto sul piano economico. Quindi, sapendo che siamo nel nord-est,
Sapendo che la nostra cultura è attenta a questo bene che è comunque il denaro, è ovvio che la sensibilità di questi giocatori che appartengono a quello che viene chiamato il primo tipo di Blazynski, riconducendomi un po' alla letteratura, hanno una maggiore capacità e quindi raggiungono nell'arco o addirittura arrivano qui già consapevoli che hanno un problema. Quindi questo tempo di latenza lo trascorrono fuori del servizio e si accorgono da soli che hanno un discontrollo sul gioco. Mentre il secondo tipo di Blazynski, quindi entriamo in una maggiore complessità del problema e quindi dei quadri clinici che noi vediamo, solitamente fanno molta fatica ad accorgersi che hanno un problema, perché solitamente, oltre ad essere coinvolti nel gioco attivo, hanno anche una problematica che viene chiamata comorbidità, cioè presentano anche dei quadri clinici più articolati, più complessi. Solitamente questi sono aiutati a venire qui da parte dei familiari o chi sta vicino e il lavoro che noi facciamo è di aiutarli a raggiungere una consapevolezza, che possono raggiungerla nel periodo breve di 3 mesi oppure un periodo più lungo di 6 mesi. Perché? Perché il gioco, in questo caso, in questo quadro, è un'attività, vorrei quasi dire, di autocura. Sono situazioni in cui vi è, per esempio, una situazione depressogena che viene in qualche modo autocurata con il gioco, perché il gioco, soprattutto i giochi dei terminali, quindi delle slot, o anche del gratta e vinci, creano quella situazione dissociativa per cui la persona, paradossalmente, stando a giocare, si solleva da questo stato depressivo. Un'altra problematica, quindi entriamo in una situazione di ancora maggiore problematicità, sono i soggetti del terzo tipo, secondo appunto la classificazione di Blazynski, che sono soggetti che hanno in passato una storia di discontrollo degli impulsi su più versanti. Ciò vuol dire che potrebbero essere persone che hanno avuto in passato una storia di dipendenza alcolica, di dipendenza da sostanze e adesso vengono per la dipendenza dal gioco d'azzardo. Questi soggetti, come dire, hanno un percorso più lungo per raggiungere la consapevolezza e spesso anche hanno bisogno di più interventi. Allora, gli ambulatori, faccio una breve panoramica per collocarli. Gli ambulatori per il gioco d'azzardo sono all'interno del Dipartimento per le Dipendenze, perché il Dipartimento delle Dipendenze da qualche anno a questa parte ha in qualche modo avuto la mission di occuparsi anche delle dipendenze comportamentali, come lo è il gioco d'azzardo patologico. Gli ambulatori, dicevo, sono 3, distribuiti di fatto sui 3 distretti, quindi uno a Dasolo, uno a Treviso, che comprende Treviso e Oderzo, e un altro a Pieve di Soligo. Tutti questi 3 ambulatori hanno diciamo, un protocollo interno, viene chiamato protocollo le fasi di lavoro del clinico, per cui c'è una fase di accoglienza in cui c'è la lettura della domanda, sia se provenga dalla famiglia oppure anche se proviene direttamente dal giocatore. Quindi la lettura della domanda in termini clinici vuol dire stabilire le priorità, da quale problema partiamo, e in questo senso una grande percentuale di richieste sono dettate dalla emorragia economica. L'emorragia economica è di fatto
uno dei problemi per cui noi abbiamo la richiesta di aiuto, e per questa percentuale elevata di questa richiesta da circa 3 anni gli ambulatori si avvalgono di un consulente legale e fiscale che possa in qualche modo dare una risposta globale alla richiesta di aiuto sul piano economico. Perché è utile il consulente fiscale e quello legale? Perché molti giocatori o anche giocatrici hanno, quando arrivano al nostro servizio, 4 o 5 finanziarie aperte, hanno dei conti in rosso da molto tempo, possono presentare dei non pagamenti per le bollette, per le utenze, per gli affitti, e poi possono avere anche dei problemi di tipo fiscale, cioè sono dei giocatori che magari sono anche liberi professionisti, che hanno quindi delle insolvenze con il Ministero delle Entrate sostanzialmente. Per tutta questa complessità e per aiutare il giocatore a mantenere l'astinenza dal gioco, poiché comunque il gioco è visto per lungo tempo anche fonte di recupero di denaro, abbiamo quindi attrezzato tutti gli ambulatori con queste consulenze. Approntiamo il trattamento. All'interno del trattamento c'è sicuramente un modulo che viene chiamato di counseling finanziario, dove facciamo proprio una disamina di quelli che sono i debiti, di quelli che sono le entrate del giocatore e il potenziale di pagamento. Poi attiviamo il consulente fiscale che dovrà eventualmente lavorare con il contatto e il rapporto con le finanziarie per bloccare o comunque ridurre le richieste della rateizzazione che solitamente queste finanziarie apportano. E poi infine, qualora ci sia effettivamente una situazione molto problematica sul piano economico, si può arrivare, e qui entra quindi la consulenza legale, all'adozione della procedura di amministratore di sostegno, dove il soggetto verrà, in questo caso il giocatore, amministrato da una terza figura, solitamente un avvocato, che funziona da sostegno o tutore per la parte proprio economica. Questa articolazione degli ambulatori ha permesso sostanzialmente ad oggi di poter far fronte, questo è il dato ultimo del 2022, perché c'è stata una ripresa di richieste di aiuto, quest'anno, l'anno scorso quindi abbiamo avuto 204 richieste di trattamenti, e sia tra quelli che hanno continuato, quindi i vecchi che hanno continuato il trattamento, sia quelli nuovi. Anche però circa 47 consulenze familiari, cioè in assenza del giocatore. Il gioco per il quale ancora oggi prevalentemente viene chiesto l'intervento sono le slot o le VLT, come vengono chiamate, perché sono degli apparecchi che sfruttano al massimo, sono costruiti e sfruttano al massimo sia i meccanismi patologici del condizionamento operante che quello classico, cioè sviluppano un rapporto con il giocatore che lo coinvolge rapidamente in un gioco permanente, e quindi per questo abbiamo maggiore problematicità. Dopo il termine del trattamento, che dura circa 12-18 mesi a seconda della gravità di cui facevo riferimento prima, c'è poi come ambulatorio l'impegno di fare un follow-up a distanza di 12 mesi. Cioè noi facciamo una rilevazione con l'assessment dello stato di malessere o di benessere del giocatore, facciamo il trattamento, dimettiamo il giocatore e lo dimettiamo con l'impegno di essere contattato 12 mesi dopo il termine del trattamento, con la somministrazione anche di una scala di benessere o malessere.
Questo serve per dare un servizio e rispondere ad una sanità efficace.